Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci insieme a un altro capitolo supportati dallo SPI CGIL. Allora parliamo della manifestazione del 7 ottobre che si terrà a Roma, manifestazione organizzata dal sindacato, ma non soltanto aperta al sindacato ma a tutta la cittadinanza, ad altre organizzazioni e associazioni. Una manifestazione generale molto importante, rivendica dei diritti fondamentali in vari ambiti, dal lavoro al sociale alla sanità. Ecco, qui la vediamo. La via maestra è il titolo per capire dove bisognerebbe andare prima che tutto ci crolli addosso e per parlare di questo, puntando l'accento, l'abbiamo già fatto in trasmissione questa settimana, sempre supportati dal CGIL, ma questa volta per puntare l'accento anche sulle persone più fragili e quindi sugli aspetti del sociale, dei pensionati, dei più giovani, e quindi rimarcando alcuni elementi che stanno particolarmente al cuore allo SPI, abbiamo i nostri ospiti. Mara Bedin, ben ritrovata, segretaria SPI CGIL Padova, grazie di essere qui con noi. E ben ritrovato Giacomo Vendrame, segretario organizzativo CGIL del Veneto. Buongiorno, grazie a anche a lei. Allora, senza nulla togliere, prima le signore, però stavolta vorrei incominciare dal segretario organizzativo per spiegare ai nostri telespettatori che ci seguono normalmente con lo SPI CGIL che cos'è questa manifestazione, perché è stata organizzata e da chi anche. Sì, è una manifestazione che il sindacato, la CGIL in particolare, ha ritenuto necessaria di fronte a non risposte da parte del governo ad alcune sollecitazioni che lo stesso sindacato, tra l'altro anche unitariamente e confederalmente, ha posto. Attualmente il dialogo col governo è solo formale, ci sono tavoli aperti su tantissimi ambiti, molti titoli della via maestra in realtà sono gli ambiti di confronto col governo. Il punto è che non c'è stata una risposta nella direzione di quello che noi chiediamo e soprattutto nella direzione di risolvere i bisogni delle persone che noi rappresentiamo, lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati. E dentro queste categorie poi ne possiamo trovare tanti altri, giovani, persone che stanno aspettando di andare in pensione, donne e via dicendo, migranti e tutto il resto. Non avendo trovato risposta, nonostante le nostre mobilitazioni, perché veniamo comunque anche prima dell'estate a un percorso di mobilitazione come sindacato, abbiamo ritenuto opportuno in qualche modo richiamare una manifestazione importante come questa, aperta a tutte le associazioni, perché esistono più di un centinaio di associazioni che hanno aderito assieme a noi a questa manifestazione a Roma il 7 ottobre, che si svolgerà nel pomeriggio del 7 ottobre, e le motivazioni è perché riteniamo necessario un cambio di rotta deciso da parte del governo perché risponda alle esigenze vere delle persone. Così non è avvenuto finora. Per rafforzare il percorso e le ragioni delle nostre richieste siamo partiti già da agosto con delle assemblee in tutti i luoghi di lavoro, in tutti i territori, quindi vale per i lavoratori attivi così come per i pensionati, proprio per parlare con le persone della situazione oggi del paese, delle condizioni reali delle persone e per confrontarsi con loro rispetto alle nostre proposte. Per capire, proponiamo questo, siete d'accordo, ci sono altre istanze, altre domande che potrebbero essere poste nei vari capitoli. Noi vediamo prima la slide del lavoro, per esempio, che andremo a sviluppare. I temi appunto sono davvero tanti: il lavoro, il fisco, le pensioni, l'ambito dello stato sociale, quindi la sanità, la salute pubblica e in qualche modo anche la scuola, ma c'è il lavoro stesso con la precarietà. Insomma, gli ambiti sono davvero tanti. Abbiamo aperto un confronto con le persone. Considerate che in Veneto assemblee di questo tipo stiamo arrivando quasi a 2000 assemblee nei luoghi di lavoro e nel territorio per preparare la manifestazione, ma anche dopo la manifestazione questo continuerà, anche perché chiaramente nel dialogo con le persone sempre più si richiama l'esigenza anche di andare oltre la manifestazione del 7 e chiaramente il tema è quello dello sciopero. Poi ci saranno gli ambiti democratici interni che decideremo in modalità come, quando e se, però in qualche modo è evidente che la condizione delle persone è tale per cui da parte nostra c'è la determinazione di dare una risposta pronta a chi rappresentiamo e chiaramente rivendicare in maniera decisa nei confronti del governo alcuni punti fondamentali. Assolutamente sì, partendo proprio per capitoli, anche se ho detto che parleremo anche e soprattutto di chi
al lavoro c'era, adesso magari non c'è più, però sappiamo che ci seguono tanti anche lavoratori. Uno dei capitoli importanti è quello del lavoro e soprattutto retribuzioni, quindi stipendi e pensioni se fermi al palo rispetto ad altri paesi anche europei. Bisogna sempre mettersi a confronto con l'Europa, però noi non reggiamo il passo. Questo è un tema enorme, quello dei salari, degli stipendi. Non so se definirlo il principale, perché in realtà sono tutti importanti quelli che noi rivendichiamo. Però una volta risolto quello, già quando hai più disponibilità affronti meglio il resto. Esatto, il punto è proprio questo. Purtroppo gli stipendi dei lavoratori italiani sono fermi al palo, come diceva, da davvero troppo tempo, e necessita una risposta. L'inflazione, il costo della vita, le bollette, aumenta tutto a parte gli stipendi. Così non regge, e permettetemi, non regge solo la famiglia, ma non regge il sistema, perché poi dopo si lamentano che non ci sono figli. Esatto, non ci sono figli, ma la gente consuma sempre meno, esce sempre meno, e automaticamente l'economia, invece di crescere e generare benessere, in stagioni passate questo paese, questa regione ha conosciuto periodi di ampio benessere. Oggi siamo in una posizione esattamente contraria, c'è una riduzione del benessere, un aumento del disagio sociale che non trova risposta in nessun tipo di provvedimento, e non basta qualche, adesso permettetemi, mancia da parte del governo. Qui serve non so come dire, invertire una rotta, ricostruire in qualche modo un aumento salariale di tutti i lavoratori, congiuntamente all'altro fattore che per il lavoro è determinante, che è la precarietà, perché non c'è solo un tema di quanto prendo al mese, e che sarebbe già di per sé importante, ma è quanti mesi lavoro in un anno. Per quanto riesco ad avere uno stipendio? Perché se chiaramente campo a contratti di 3 mesi, 6 mesi, se va bene, in alcuni casi molto più ridotto, magari intervallato di disoccupazione, a volte nemmeno quella, è chiaro che tutto diventa enormemente complicato, e questa non è una condizione di pochi, è una condizione di sempre più persone, tra l'altro non solo giovani, ma in realtà che prende il mercato del lavoro trasversalmente. Da questo punto di vista serve una risposta sui salari. Tra l'altro non serve una risposta solo dal governo, ma serve anche dalle controparti, e quindi Confindustria, Confartigianato, in qualche modo, siccome le statistiche dicono che i profitti aumentano, però dicono che c'è i datori di lavoro dicono che c'è poca produttività, scaricando questo sui lavoratori, quando i lavoratori lavorano le ore che è stabilito alcuni che lavorino. dati sono inconvertibili. I profitti anche in periodi particolarmente difficili come quelli degli ultimi anni, pandemia e via dicendo, sono aumentati, non sono aumentati invece gli stipendi. Quindi in questo momento c'è chi, tant'è che se ne parla ampiamente, l'inflazione è un'inflazione da profitto, non da salari, quindi in qualche modo c'è una speculazione che genera costi sempre più alti. Questa è una situazione in cui i lavoratori perdono due volte, perché perdono con l'inflazione e perché perdono nel luogo di lavoro, non avendo riconosciuto il lavoro che loro fanno, perché non è che, voglio dire, se c'è un profitto vuol dire che c'è un lavoratore che sta lavorando bene, e questo bisognerebbe ricordarlo, insomma. A meno che tutti non si vogliano, perdonatemi una battuta, ma a questo punto mi viene da pensare che tutti vogliano collocarsi in fascia alta, no, per cui io faccio servizio solo per chi può permetterselo, perché ci sono stati nel settore turistico degli albergatori in certe regioni che hanno risposto: a me va bene restare in fascia alta, se anche ho 2 camere occupate, però ci guadagno tanto, non assumo persone, ci guadagno lo stesso e ci sto dentro, lavoro di meno. Quindi ho come l'impressione che sia un sistema poco sostenibile, nel senso, a un certo punto questo non fa che divarificare le differenze, e quindi una piccola cosa che tra l'altro sappiamo a livello globale essere, voglio dire, vera, in Italia un po' meno ma altrettanto, c'è una piccola parte della popolazione particolarmente ricca e la stragrande maggioranza invece particolarmente povera. Se questo è il modello di società che vogliamo, continuiamo così. In parte il governo pare che sia proprio convinto di questo. Noi come organizzazione sindacale CGIL abbiamo in mente, mi verrebbe da dire, storicamente un altro tipo di società. Però il governo, diciamo che è stato uno dei pochi che ha fatto qualche intervento cercando di calmierare, cercando di tassare degli extra profitti, poi ha avuto la rivolta da parte di sta cercato di calmierare i prezzi. Però in realtà se si va a vedere quella che è la vera legge approvata dal Parlamento, rettificata dopo la delega, in realtà ha fatto marcia indietro, per cui io penso che questo governo sia molto bravo a parlare, poco in realtà a fare, e usa molto bene la propaganda. Su questo bisogna dargli atto, peccato che poi
la concretezza dei risultati. Però secondo me il problema è anche gli italiani, cioè io vedo un esempio, se ne è parlato, dopo adesso passo la parola anche a Mara Bedin su questi aspetti. Si fissa, l'ho già detto in un contesto perché poi se ne è parlato in altri consessi, si fissa il prezzo medio regionale della benzina, che nella teoria può essere una cosa pregevole, perché dici tu ti fissi un prezzo medio, me lo devi indicare. Cosa succede? Gli operatori del settore in Italia, quelli più bassi vanno a rialzo, si livellano tutti al prezzo medio regionale, pochi che erano tanto più alti scendono a livello medio regionale, così, e quindi ci troviamo tutti con i carburanti più alti. Rischio, costo minimo orario del lavoro, rischio alto, ma l'hanno detto in tanti, addirittura dei lavoratori interpellati hanno fatto i sondaggi, paura folle, tu fissi il minimo e tutti si uniformano al minimo per ottenere di più. Contrattazione di secondo livello, ragazzi, nel nostro territorio purtroppo non c'è, e quindi dai in mano ai lavoratori prendere o lasciare, e si rischia anche lì altro livellamento, stavolta naturalmente verso il basso. Cioè tu fai un provvedimento che sulla carta, che formalmente potrebbe andare bene, il problema è come poi in Italia tutto trova applicazione, perché è un paese secondo me genericamente dove si cerca sempre di essere furbi, forse siamo abituati a sopravvivere, però è drammatico questo. C'è anche questo però, Mara, prego. C'è anche questo. Io vi sto provocando. C'è anche da dire che purtroppo, e su questo è vero, non solo questo governo, si interviene sempre su un pezzettino, e se non si fa un intervento più complessivo, ed è chiaro che quasi in un sistema di carattere idraulico, cioè se voglio dire, se non intervieni in maniera, l'acqua in qualche modo si livella, invece bisogna intervenire in maniera complessiva. Un esempio, così poi Mara penso avrà modo di approfondire: il sistema fiscale, siamo intervenuti in 20 anni a pezzettini piccoli. Se oggi si guarda il sistema fiscale nel complessivo, è una situazione totalmente disordinata, tra l'altro particolarmente iniqua, quindi magari il giusto provvedimento su un pezzetto aggiunto a tanti altri pezzetti ha generato una distorsione enorme, e quindi ci sarebbe la necessità, come noi richiediamo da tempo, invece di fare delle riforme complessive che affrontano i veri nodi delle questioni, e i veri nodi delle questioni sono le esigenze delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati, perché o ripartiamo da lì o altrimenti il meccanismo si autogenererà all'infinito, impoverendo tutto il paese. Allora, io partirei dalla prima questione, no? Dalla questione fondamentale, tra l'altro, del principio del meccanismo della gestione sociale ed economica, che è il principio del libero mercato, per arrivare al primo quesito che mi avevi posto. No? Allora aspetta un attimo, perché secondo me questa qua è interessante, richiede un po' di tempo, io vedo che sta incombendo la pubblicità. Facciamo che andiamo subito in pubblicità, restate sul canale 19, certo. È un aspetto che va compreso bene, necessita di un po' di tempo, e quindi voi dovete restare con noi tra pochissimo. Eccoci qua. Allora, stava dando Mara Bedin l'asset col fisco, però voleva partire dal libero mercato, vero? Un messaggio: le retribuzioni in Italia sono bassissime, meglio andare all'estero, avessi avuto 20 anni di meno, se chi lo dice. Prego. Siamo di fronte a dei numeri spaventosi per rispondere con una battuta alla domanda. 6 milioni di giovani hanno deciso di fare il futuro fuori dall'Italia, 6 milioni di giovani che normalmente con una scolarizzazione medio elevata, certo. Quindi poniamoci degli interrogativi, perché il nostro paese non è in grado di dare delle risposte a questi giovani che sono il nostro futuro. Torniamo alla domanda, è la prima provocazione che ha fatto, quella sul fatto dei prezzi del mercato e del prezzo medio, mi collego alle pompe. Allora, il principio che bisognerebbe scardinare è quel principio che ha prodotto nei decenni dei danni sociali ed economici incredibili, ed è il principio del libero mercato, dove in qualche modo si supponeva e si suppone ancora che la concorrenza avrebbe in qualche modo permesso un livellamento dei prezzi, offrendo ai cittadini e ai consumatori, termine che sapete ho sempre detestato, ai consumatori qualità e servizi maggiori. Questo l'abbiamo visto, l'abbiamo verificato
purtroppo sulle nostre tasche e sulla qualità dei servizi non è mai andato, se non in rarissimi casi, ha prodotto quegli effetti che in qualche modo si continua ad elencare del mercato libero. Quindi noi dobbiamo tenere conto che il mercato non è assolutamente libero, è in mano a delle lobby potenti, a delle multinazionali che determinano con la loro potenza sul mercato naturalmente anche situazioni di rialzo speculativo o situazioni di livellamento. Proporre prezzi medi non produce un effetto positivo nei confronti del mercato, assolutamente, e soprattutto per i cittadini questo non comporta se non dover in qualche modo scegliere tra una miriade di fornitori o di fornitori o di enti che offrono servizi di qualità, il fatto di doversi andare da una parte all'altra per verificare i prezzi, magari che si riducono di 0, no, ma tanto sono centesimi. Ormai sono tutti uniformati, per cui bisognerebbe fare anche dei controlli. Questo è uno dei principi fondamentali sui quali c'è anche la nostra discussione. Sì, esatto. Però il rischio, io ve l'ho buttata là perché riguarda un po' il mondo del lavoro, quello del minimo salariale orario, che è un altro rischio di livellamento terrificante. Certo. Perché poi, e io faccio l'esempio banale che però ci sta, se adesso faccio tipo una colf, una collaboratrice domestica, può arrivare a chiedere 13 euro all'ora, facciamo, adesso non so quali siano i prezzi, penso sia questo, ipotizziamo 13, 15, 20, non lo so. Se il prezzo minimo salariale orario viene stabilito in 9, in 10, in 11, il datore di lavoro tanto trova più o meno, quello gli propone, cioè questo è il minimo, e si tenderà sempre ad uniformare, perché così è successo sempre purtroppo, non c'è più questa libertà di... No. Allora, noi dobbiamo però anche, come posso dire, dividere le situazioni. Abbiamo le situazioni che sono contratti che rientrano nei contratti collettivi di lavoro e che quindi definiscono i parametri, i livelli, la contrattazione, i salari, ma soprattutto anche riconoscimento dei diritti. E poi abbiamo nel corso di questi anni, lo inseriamo qui Giacomo se va bene, il fatto che noi in Italia abbiamo circa 1000 contratti collettivi di lavoro, dei quali solo 280 sono stati sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori. Gli altri contratti purtroppo noi li definiamo i contratti pirata, perché basta un sindacato costituito anche da una persona solo che determina un accordo con il datore di lavoro o l'imprenditore o il gruppo e stila un contratto collettivo, viene depositato e naturalmente quel contratto ha dei parametri che vanno sempre alla riduzione dei salari, dei diritti eccetera. Quello che quindi richiediamo è che ci sia una legge sulla rappresentanza, ma per arrivare alla domanda specifica è che i contratti riconosciuti nazionali che prevedono dei diritti e che prevedono delle tabelle salariali non possono avere un effetto di riduzione rispetto alla richiesta di un salario minimo, che invece è indirizzato verso quelle miriade di categorie di lavoratori che non sono regolamentati. Hai capito? Dopo la contrattazione collettiva di secondo livello è evidente che non arriva dappertutto, è evidente che la colf o la badante tu le hai per necessità e quindi un altro livello, è un lavoro più elevato, ma nel settore per esempio del commercio abbiamo contratti a chiamata.
abbiamo contratti di sì, che non 2 o 3 ore di o di un giorno alla settimana, quindi bisogna anche determinare un indirizzo di pulizia rispetto ai contratti appunto pirata, e che comunque qualsiasi variazione, quello che diciamo già da molto tempo, che investono i lavoratori, questi devono essere consapevoli di ciò che sta avvenendo. Procediamo col discorso del fisco, perché devono arrivare anche le pensioni. Chi di voi è fronte fisco? Io vado avanti col fisco perché secondo me è uno dei temi fondamentali, oltre alla... Non è colpa del governo attuale, ma dell'intera politica italiana degli ultimi 30 anni, dove comunque tutti hanno governato destra e sinistra, scrive un telespettatore. Prego, Mara. Noi non diciamo che è colpa di questo governo, perché è evidente che i temi che stiamo ponendo riguardo alla situazione attuale sono temi che sono datati da moltissimo tempo. Quello che diciamo è che con questo governo non ci dà ascolto, ci comunica e toglie la possibilità di una rappresentanza che invece ha il sindacato a contrattare, a proporre delle soluzioni diverse, visto che noi rappresentiamo anche queste persone. Ma riguardo al fisco, guardate che su tutti questi punti, dai giovani al lavoro, alle pensioni, allo stato sociale, in qualche modo non vengono trattati o vengono liquidati perché si narra e si afferma che nel nostro paese non ci sono i soldi. Beh, io vorrei qui sottolineare che invece i soldi ci sono, bisogna andarli a prendere. Noi abbiamo stime dell'Agenzia delle Entrate, non fatte dalla CGIL, quindi è chiaro, stima dell'Agenzia delle Entrate che dà come evasione fiscale circa 100 miliardi all'anno nel Paese e come evasione contributiva una trentina di miliardi. Ricordo che per quanto riguarda l'evasione fiscale, quei soldi servono per alimentare i servizi sociali del paese, quindi sanità, scuola, istruzione, ambiente, viabilità, eccetera, mentre per quanto riguarda l'evasione contributiva è un'evasione che non alimenta le casse dell'INPS e che quindi il sistema si regge su questo, non ci sono i soldi per le pensioni, anzi si vanno a bloccare le rivalutazioni delle pensioni e anche con il rischio che appunto l'equilibrio dato tra chi lavora e versa i contributi e chi oggi è in pensione non regga più, anche per un sconvolgimento demografico che oggi abbiamo nel Paese. Abbiamo uno sconvolgimento demografico. Nel 2030, quindi non fra decenni, gli over 65 saranno il 30% della popolazione, e quindi gli under 14 il 15%. Su questo per fare due ne vogliamo considerazioni. parlare seriamente oppure rinviamo a situazioni sempre di effetto tampone, di normativa oppure di bonus oppure di sposto da a, tra l'altro instaurando un livello di tensione e di preoccupazione e di, come posso dire, guerra tra generazioni. Che infatti non è corretto. È arrivato un altro messaggio: vogliamo dai sindacati posizioni più energiche e dure, basta compromessi con imprenditori e governi dove guadagnano solo loro. Le aziende fanno più fatturato, i dipendenti invece bloccati. Ripristiniamo la contingenza. Parliamo anche delle pensioni. Sì, ma volevo rispondere. Allora, intanto negare la necessità di compromessi è negare la funzione di contrattazione e negoziazione del sindacato. Il sindacato non decide le leggi, non decide i contratti li si decide in due, quindi il compromesso di per sé bisogna raggiungerlo. Che poi servano posizioni più energiche, sono pienamente d'accordo. Mi verrebbe da fare una battuta: la posizione è tanto energica del sindacato quanto energici sono i lavoratori rispetto a queste vicende, perché purtroppo
purtroppo una delle cose che registriamo nell'ultimo periodo, e in parte c'è anche una giustificazione, in parte il sindacato fa anche autocritica, sia chiaro, non è scaricare ad altri responsabilità, però serve un movimento di carattere collettivo, una consapevolezza che il sindacato è forte se sono forti i lavoratori assieme al sindacato. A proposito del 7, è evidente, se quella manifestazione sulle motivazioni che stiamo dicendo adesso è una partecipazione scarsa, è evidente che a quel punto il governo non ha nessun interesse in qualche modo a darci retta. Se invece la manifestazione in qualche modo diventa di massa oceanica, è chiaro che a quel punto si comprende che il consenso dietro alle nostre proposte è tanto, e quindi forse è il caso in qualche modo di dare risposta a chi noi rappresentiamo. Poi ci sarebbe da dire, insomma, che il sindacato in questi anni comunque tante battaglie le ha fatte, ne ha perse qualcuna, ma ne ha vinte anche tante, magari su ambiti più piccoli, ma ogni giorno il sindacato lavora nei luoghi di lavoro per dare risposta a coloro che rappresentano, insomma, e poi anche nel territorio è uguale. Assolutamente. Relativamente a questo aspetto è legato anche alle pensioni, quali sono i punti forti, punti importanti su cui vi batterete? Allora, sulle pensioni è un tema enorme. La riforma Fornero ha generato una ferita che purtroppo non è ancora sanata, se si può dire così. Si è detto allora che si faceva quella riforma per i giovani, ma così non è, perché oggi i giovani non hanno una prospettiva di pensione dignitosa, sia per quanto riguarda l'età di pensionamento, che per un giovane che oggi ha, non dico neanche 20 anni, ma per un giovane lavoratore di 35-40 anni la proiezione è andare in pensione a 70, con tutto quello che comporta, voglio dire. In più c'è l'aspetto economico di quella pensione, che chiaramente, se c'è precarietà, salari bassi e via dicendo, se in più cambiamo anche nel tempo, è un termine tecnico ma particolarmente importante, i coefficienti di trasformazione della pensione, cioè quanto hai messo all'INPS, se poi te lo trasformano con un indicatore basso prendi meno, e questa cosa incide in maniera importante. La battuta, che non è una battuta, è: abbiamo una generazione di precari sul lavoro, avremo una generazione di iperprecari sulla pensione. Ora, questa cosa non contrappone la mia pensione a quella di Mara, perché il problema è lo stesso, non so come dire, e infatti bisogna dare una risposta assieme, perché dall'altra parte molti governi hanno fatto cassa sulle pensioni, e quindi penalizzando chi dopo anni di lavoro ha versato i contributi e oggi giustamente prende una pensione. E ritorniamo al problema di prima: penalizzare le pensioni vuol dire in qualche modo dare meno risorse alle famiglie, perché ricordiamo che oggi spesso le famiglie tra l'altro si reggono sui genitori anziani, perché danno una mano in ambito della cura dei figli e via dicendo, e tra l'altro anche economicamente, quindi è un cane che si mangia la coda. Noi chiediamo da questo punto di vista una seria rivalutazione di quella che è la riforma Fornero, in particolare nel riconoscimento di quelli che sono lavori usuranti, e se non usuranti comunque semi-usuranti, mettiamola così, perché siamo consapevoli che non tutti i lavori sono uguali, e ci sono dei lavori in cui si può anche pensare di arrivare fino a 70 anni, ci sono dei lavori che arrivare a 70 anni non ci arrivi, punto, col rischio che generi una persona infortunata, una persona malata, una persona che magari non ha più la possibilità di lavorare, con una situazione in cui non riesce a agganciare la pensione. Quindi sarebbe davvero necessario, è sicuramente un tema molto complicato, è sicuramente un tema sul quale bisognerebbe ragionare, ma non con l'intenzione di fare cassa da parte dello Stato, del governo di turno, ma semmai di dare una risposta vera al mondo del lavoro e al mondo dei pensionati. Sì. Allora, riflettiamo su questi aspetti, sono molto importanti, dopo torniamo e parliamo anche di altre cose rilevanti, il sistema sanitario nazionale, le assunzioni nella sanità, insomma ci sono tante altre questioni e capitoli dopo la pubblicità, quindi restate con noi, canale 19, tra poco. Un'altra questione molto sentita, importante, veramente ce ne sono tantissime, non riusciremo a parlare di tutte, però bisogna parlare anche della sanità. E voi ci tenete in modo particolare a sollevare l'accento a livello nazionale con la protesta che ci sarà il 7 ottobre, no? Sì, è uno dei temi.
è giustamente uno dei temi, ma penso sia uno dei temi fondamentali per quanto riguarda la CGIL, che è sempre stato affermato da sempre, che è difendere e rilanciare il sistema sanitario nazionale. Tenete presente che tutti abbiamo il ricordo sulla pelle del periodo del Covid e che quindi in qualche modo il nostro sistema è stato preso ad esempio ed erano degli eroi chi ci lavorava dentro, persone che hanno perso la vita senza strumenti e hanno dedicato il loro servizio alla cura delle persone. E che questo sarebbe stato l'input per mai più un servizio sanitario nazionale che avesse presentato delle pecche. In realtà lo vediamo, gli strascici del Covid purtroppo li abbiamo vissuti tutti sulla pelle, nel senso che liste d'attesa infinite, perché il sistema nazionale era tutto concentrato nella difesa e nell'attacco al Covid, e quindi quello che in qualche modo è stato bloccato è stata tutta una serie di sistema anche di prevenzione e il sistema delle liste d'attesa che si è andati a recuperare, ma che purtroppo quello che noi denunciamo è che c'è un disegno specifico nello spostare risorse e finanziamenti verso la sanità privata. Allora, la comunità europea indica al 6% l'indice del PIL, l'indice di investimento che uno Stato deve fare nei confronti del servizio sanitario per riconoscerlo come tale. Abbiamo paesi che sono all'8, al 9, al 10% in Europa. Noi siamo passati, eravamo al 6,4 e passeremo entro il 2025 al 6,2. Voi capite che quindi abbiamo dei grossissimi problemi, potrei elencarle i medici, la fuga dei medici dal sistema sanitario guardate, prima di tutto non è l'aspetto economico, ma per lo stress e le condizioni in cui sono sottoposti i lavoratori e le lavoratrici, e poi anche un aspetto economico. Perché se la competizione, in mancanza di medici, il sistema come posso dire, va a recuperare professionalità dalle cooperative, lo sbilanciamento economico è enorme. Un medico di pronto soccorso che prende 3.500 euro al mese, uno della cooperativa che è chiamato per coprire posti vacanti ne prende in un giorno 1.800 lavorando 24 ore sulle 24. Voi capite che non è paragonabile. Il problema qui è che anche in Regione Veneto, che voi sapete che il bilancio della Regione Veneto per l'82% è destinato alla sanità, ha bloccato le assunzioni, ha fatto il blocco delle assunzioni nella sanità. Noi abbiamo i colleghi che lavorano nella categoria della funzione pubblica denunciano è che noi abbiamo interi reparti ospedalieri che rischiano la chiusura. Da questo abbiamo, e non è un problema appunto di ora, ma in queste ore, proprio anche in queste ore si sta aggravando, abbiamo iniziato già dall'anno scorso a fare manifestazioni, ma a Padova abbiamo attivato nel mese di giugno e nel mese di luglio la staffetta della salute con presidi davanti a tutti gli ospedali della città e della provincia, ai distretti sanitari, alle case di riposo, appunto per incontrare le persone e tentare di, come posso dire, che prendano consapevolezza della gravità e per chiedere poi alla Regione e a Zaia lo sblocco delle assunzioni. Stiamo raccogliendo in questo momento anche delle raccolte firme proprio per mandarle in Regione contro questa norma.
Tenete presente, tra l'altro, se vi ricordate prima, il dato che noi stiamo assistendo a uno sconvolgimento demografico dell'assetto del paese e che avremo tra qui a pochi anni il 30% della popolazione che è over 65. Beh, noi sappiamo tutti che non è per sfizio, ma è per natura e per necessità che gli anziani hanno più bisogno di sanità e hanno anche più bisogno di sanità e di medici vicini a loro. Certo, noi nel Veneto, per esempio, abbiamo 900.000 persone che sono senza medico di base. Quindi questo anche diventa e quindi in questa che... situazione una grossa responsabilità, vi ripeto, ce l'ha la Regione Veneto perché invece di investire e elargire borse di studio ai medici di medicina generale non lo fa. Però se voi portate questo tema a livello nazionale dice sbrigatevelo in regione. Certo, la regione Emilia-Romagna non ha i problemi dei medici di base, noi nel Veneto ce l'abbiamo. Zaia è intervenuto aumentando i pazienti pro capite a medico da 1.200 a 1.500, adesso a 1.800, in alcuni casi anche 2.000, ma questo non risolve il problema perché quel medico che ha quel numero di pazienti è evidente che non ha la stessa disponibilità di chi ne ha 1.200 e che ha soprattutto anche la base demografica e dell'età dei pazienti che sono mescolati, quindi non maggiormente anziani e che quindi la questione della sanità è estremamente importante. Noi rivendichiamo che a livello nazionale ci sia un investimento serio nella sanità. Tenete presente che dicono guardate che noi abbiamo dato dei miliardi alla sanità, quei miliardi che hanno dato non coprono neanche gli effetti dell'inflazione perché anche la sanità, anche le strutture sono soggette. Poi un altro aspetto su cui puntate, abbiamo neanche un minuto a disposizione, è la non autosufficienza e le disabilità. Leggo un messaggio: essendo l'imprenditoria italiana fatta da tantissime piccole partite IVA, i 30 miliardi di evasione spariranno dalla spesa e probabilmente tutti i piccoli negozianti fallirebbero. Bisogna prima lavorare sull'abbattimento delle tasse. Sì, l'abbattimento delle tasse di chi le paga però, perché chi non le paga non le paga, appunto, quindi la loro aliquota è zero in quel caso, quindi bisognerebbe incominciare a farle pagare a tutti, dopo è molto più facile abbassarle, questo è il punto. E poi bisogna ricordarle che le tasse servono esattamente a fare quello che abbiamo appena detto, ad esempio sanità, scuola. Io sinceramente preferisco una tassazione equa, parte del mio stipendio, con un sistema sanitario che dà risposta alle esigenze mie, dei miei figli, dei miei genitori e via dicendo. Purtroppo questa cosa si è persa l'idea che i servizi pubblici in senso generale, alimentati e quindi finanziati, diano risposte alle persone. Il problema è che le persone oggi sono sempre più in difficoltà nell'affrontare la quotidianità. Dove metto il figlio, come faccio col figlio, come faccio a conciliare il lavoro con il figlio, come faccio a conciliare il mio lavoro con il genitore anziano, come il pensionato riesce a arrivare a fine mese. Questi sono i problemi veri e i ragionamenti che vanno fatti, le soluzioni che vanno trovate a questi problemi, in un'idea generale in cui bisognerebbe appunto riconoscere il valore del lavoro e in particolare del lavoro pubblico in alcuni ambiti determinante, altrimenti i cambiamenti che stiamo affrontando saranno davvero difficili e genereranno una società iniqua. Una società in cui alcuni ce la faranno e tantissimi non ce la faranno e a quel punto una parola che una volta era la coesione sociale se ne andrà a farsi benedire con tutto quello che comporta, perché una situazione del genere genera una miriade di conflitti micro e grandi con tutto quello che comporta. Io penso che questo sia una consapevolezza che bisogna avere in maniera determinata. Io cito solo un altro argomento prima della fine, perché mi ricordo una immagine che ho visto in questi giorni. Noi abitiamo in termini di aria in uno dei luoghi più inquinati d'Europa e sull'ambiente voglio dire si parla tanto ma si fa decisamente poco, spesso si parla tanto anche come se il problema non esistesse e invece l'ambiente è uno degli altri questioni che dovrebbero essere affrontati e non è in contrapposizione come qualcuno vuole con l'occupazione e il lavoro, perché noi chiediamo una trasformazione che sia valorizzazione sia per il lavoro, per le fabbriche, per l'industria, sia per la tutela dell'ambiente.
Chiarissimo, importante. Ci sono tante altre questioni che emergerebbero, riguardano il mondo dei giovani, per il lavoro stabile, per il diritto allo studio, per l'equo compenso, i diritti dei lavoratori, quindi sono capitoli importanti. Poi abbiamo visto le politiche industriali, perché verranno toccate anche queste, riconvertire il nostro sistema produttivo per i processi di digitalizzazione, transizione appunto ambientale e energetica a cui faceva cenno, e poi i problemi del Sud Italia. Ultimo e non da ultimo però pace e Costituzione, su cui puntate tantissimo l'accento, questo è un tema internazionale. Infine, per avere tutte le informazioni per partecipare alla manifestazione, eccolo qua, ci sono tutte le sedi dello SPI-CGIL, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, quelle ufficiali, tanto con la mail, con il numero di telefono. Per rivederle potete anche guardare sul sito internet, che sono riportate, anche rivedendo in replica la trasmissione, così potete capire. Penso che organizzerete anche delle partenze collettive, certo, dei pullman eccetera. Ovvio che la data è vicina, per cui se siete interessati a partecipare avvicinate le sedi che sono presenti sul territorio. Grazie Marabedì, grazie al segretario di essere stato qui con noi, gentilissimi entrambi. Grazie a voi cari telespettatori di aver partecipato, di averci seguito, e naturalmente noi ci troviamo presto. Buon proseguimento.